Demolizioni. Ad Agrigento le ruspe tornano a scaldare i motori per entrare in azione. Inviate ieri da Palazzo dei Giganti 12 avvisi, destinatari gli ormai ex proprietari di altrettanti immobili e manufatti situati nella zona A ad inedificabilità assoluta del Parco Archeologico Valle dei Templi. Per ogni fabbricato è stato indicato un termine ultimo. In quel preciso giorno scatterà l'ultima verifica della Polizia Municipale e dei responsabili dell'UTC. Se il fabbricato oggetto di abuso edilizio risulterà essere stato demolito autonomamente, la lista indicata dalla Procura della Repubblica di Agrigento scorrerà. Se invece l'abuso edile sarà rimasto dov'era, 24 ore dopo arriveranno i mezzi meccanici dell'impresa Patriarca che si è aggiudicata la gara d'appalto e si procederà radendo al suolo l'abuso in danno dell'ormai ex proprietario del bene. La data fissata è quella del 16 novembre. Siamo pronti, spiegano il sindaco Firetto e il suo vice Elisa Virone. Le comunicazioni sono partite, per ogni manufatto da demolire c'è anche già una stima del costo. Se vi saranno casi di abusi demoliti autonomamente, con i soldi che andremo a risparmiare, affermano i due amministratori, andremo oltre nell'elenco e dunque si potrebbero abbattere più dei 12 manufatti attualmente previsti. Abusi per i quali c'è naturalmente una sentenza passata in giudicato. Alcuni dei destinatari dell'intimazione a demolire, 5 agrigentini, si sono già messi in regola, procedendo autonomamente e di fatto risparmiando. Ad Agrigento c'è stata una vera e propria inversione di tendenza, molti procedono senza attendere le ruspe del comune e intanto anche nel centro storico, ma per ragioni di sicurezza, saranno avviate le demolizioni. Troppi immobili a rischio crollo, stabili che nonostante le diffide non ricevono interventi di consolidamento da parte dei legittimi proprietari. Il comune di Agrigento ha deciso così di correre ai ripari. Lunedì o comunque nei prossimi giorni assegneremo all'ufficio tecnico comunale 80.000 euro, ha assicurato Firetto. Ci sono immobili pericolosi, una decina soprattutto. Abbiamo deciso di far partire le demolizioni per tutti quegli stabili che minacciano e concretamente la sicurezza pubblica. Abbiamo fatto le verifiche necessarie sia per quanto riguarda la decorrenza dei termini entro i quali mettere in sicurezza, sia per quanto riguarda le attuali condizioni statiche. E quindi non abbiamo altra scelta che far procedere gli uffici alle demolizioni per garantire la sicurezza.